Cari amici, ben ritrovati. Quest'oggi puntata un po' particolare del punto della situazione. Abbiamo infatti deciso di videochiamare, e poi fra pochi minuti la vedrete nel schermo, una persona, una bella ragazza che ha avuto la fortuna, nonostante tutto in questo periodo di Covid, di lavorare sempre perché fa parte di una di quelle categorie necessarie per far andare avanti il nostro paese. Sottolineiamo che è anche mamma di una bellissima bambina, quindi anche lei comunque nel suo piccolo ha dovuto subire certe restrizioni. Abbiamo ai nostri tre schermi, dall'altra parte dello schermo, Claudia Rossetti. Claudia, ciao e benvenuta. Ciao, grazie per questo invito. Claudia, adesso Eh, tu ci racconti cosa fai di bello, in che settore lavori di indispensabile per il nostro paese e ci racconti come è stata questa situazione di emergenza per te. allora, io lavoro per le ferrovie, lavoro in tutta quella che è la sezione di manutenzione e di agganci, sganci, insomma, diciamo che è il lavoro proprio iniziale prima che il treno prenda la sua corsa in linea. Non ho mai smesso di lavorare perché essendo patentata, quindi posso guidare i treni, sono stata considerata necessaria per poter portare avanti quelle che sono le lavorazioni che sicuramente sono andate a dimezzarsi per via di questa emergenza, però comunque hanno continuato ad esserci, a svilupparsi. Di conseguenza c'è stata necessità comunque di mantenere il personale ridotto, però di mantenerlo insomma attivo. Ecco. Quindi io lavoro su turni, lavoro su pomeriggio, mattina, notte, poi ho 2 giorni a casa, insomma sono sempre di turno o di riposo, però insomma sono sempre attiva. Per quanto E, riguarda il mantenimento delle distanze di sicurezza e l'uso dei DPI. allora, siamo stati forniti dalla nostra azienda, da tutti quanti i DP di cui abbiamo bisogno e cerchiamo di mantenere la distanza di sicurezza, però comunque io lavoro in un ambiente all'aperto, di conseguenza per certi versi per noi è molto più semplice perché non dobbiamo per forza sempre stare appiccicati, ecco, dobbiamo per forza stare tutti quanti attaccati e vicini, quindi riusciamo comunque a mantenere le distanze pur lavorando appunto in squadra, pur lavorando anche con altre aziende, con altre ditte che lavorano, si intersecano con il nostro lavoro, però assolutamente tutto nel rispetto delle normative appunto che sono state imposte dal governo, ma anche vista la situazione necessarie. E quindi E, insomma, mascherina, guanti, disinfettante, tutto quello che si può volere e richiedere. Ecco. quindi per quanto ti riguarda la situazione non è cambiata tantissimo. No, no. Allora, è dimezzato il lavoro, nel senso che ci sono stati meno treni sicuramente, perché chiaramente hanno chiuso le linee e di conseguenza per noi ci sono stati meno treni. A livello lavorativo abbiamo continuato tranquillamente a fare le nostre manovre, assolutamente in sicurezza, ma non ci sono state tante modifiche, insomma, almeno fino adesso tutto a posto, tutto regolare, ecco. Da Claudia, noi non ci sono stati casi, di conseguenza siamo anche proprio tranquilli perché noi abbiamo lavorato in sicurezza e non abbiamo neanche, tra virgolette, avuto il problema poi di rischiare il contagio perché appunto siamo stati fortunati. Claudia, dal punto di vista lavorativo e professionale, a nome di tutti i telespettatori, perché si ringraziano dottori, medici, infermieri e quant'altro, grazie anche a te che hai fatto andare avanti le nostre merci lungo l'Italia. Io però Grazie. tornare e andare dentro nel tuo personale come famiglia, come mamma. Tu sei Sì. mamma di una bellissima bambina che è in età scolare, quindi con tutti i problemi di connessione, di smart working, una smart scuola, quello che si dice. Com'è essere mamma ai tempi del Covid? Ma devo dire che non trovo tutte queste differenze. La differenza sostanziale è forse quella peggiore, è quella di vedere una bambina che inizia ad essere stanca.
È stata una bambina decisamente molto brava, è figlia unica, per carità abbiamo una casa col giardino, abbiamo gli animali, quindi diciamo che per certi versi uno può anche distrarsi, però comunque è stata distante 2 mesi dalla nonna, 2 mesi dagli amici, dagli affetti, insomma è stato pesantino. Diciamo che non credo che io alla sua età sarei stata in grado di accettare questa situazione. Forse eravamo anche diversi una volta, però non lo so se sarei stata così brava e ligia le regole da non uscire di casa, da non muovermi, da non rischiare. Lei è veramente stata brava. A livello scolastico si fa quel che si può, nel senso io lavoro su turni, mio marito lavora pure, quindi si fa quel che si può. Le maestre sono assolutamente tranquille da questo punto di vista e lo siamo anche noi nei loro confronti. Chiaramente non si vorrebbe mai affrontare un periodo così, non si vorrebbe mai affrontare un'epidemia simile. Sono dell'idea che però, e spero che questa epidemia ci abbia fatto in qualche modo capire che dobbiamo essere un po' più pronti su certe cose, perché effettivamente ci siamo un po' trovati tutti quanti persi con un sistema internet che va, non va, a volte vacilla, si sovraccarica. Con dall'oggi al domani dover decidere cosa fare, e chiaramente è stato tutto quanto tra virgolette, un'improvvisazione. Adesso le cose si stanno un po' regolarizzando e speriamo che invece di regolarizzarsi definitivamente così non si vada verso un'apertura e quindi non dobbiamo così tanto abituarci a questa situazione. Ripeto, essendo una madre che lavora, le difficoltà ci sono, perché prima c'era mia madre che poteva dare una mano e tenere mia figlia, adesso giustamente mia madre non la può tenere perché ha 68 anni ed è quindi una delle categorie a rischio e di conseguenza si fa a meno proprio di questo aiuto, ci si arrangia tra moglie e marito e si cerca di andare avanti come si può. Ci sono delle difficoltà laddove non riesci magari a fare un cambio turno, non riesci a gestire gli orari, allora là bisogna trovare le soluzioni. Per ora le ho trovate, ecco. Però tutto sommato sì, a parte mia figlia che secondo me ormai sta sbarellando perché è stanca di questa situazione, il resto tutto sommato potrebbe andare peggio. Io so che a certa gente va molto peggio, ecco, quindi io sono fortunata che vado a lavorare invece, così mi distraggo. Non facciamo nomi, però come dicevi ieri, hai un'amica che effettivamente vive in appartamento in città, 4 figli, un appartamento piccolo, Esatto, le ecco, limitazioni sono io quelle che sono. penso proprio alla criticità che devono vivere certe situazioni, che sono anche la maggior parte delle situazioni, perché diciamoci la verità, a parte qualche fortunato con la casa col giardino, ci sono ancora tante persone che vivono in condominio e che quindi stanno vivendo questa cosa, questa esperienza molto triste, molto drammatica, in una metratura molto più piccola rispetto a quella dove sono io e quindi soffrendo anche un po' di più a livello proprio di claustrofobia e di tutto quello che ci va attorno. Sì, nel caso specifico sono 4 figli in una metratura molto ridotta. Sono 4 figli con 4 caratteri diversi, 4 necessità diverse e lei è una grande mamma perché si sta dando da fare e senza far mancare niente a nessuno, insomma. Però è difficile, quindi immagino che in una situazione del genere lo sia ancora di più. Claudia, noi ti ringraziamo per questo spunto, questa chiacchierata che hai voluto fare sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista personale, entrando nel merito della tua famiglia. Io ti chiedo un'ultima cosa, da Sì. mamma a tutte le mamme che ci stanno guardando, un messaggio di speranza. Allora, il messaggio di speranza è che hanno aumentato i treni, quindi per noi sta aumentando il lavoro e questa è una visione di apertura che secondo me può già essere un messaggio di speranza perché tante persone purtroppo hanno perso il lavoro, purtroppo sono rimaste a casa. E credo che vedere che l'Italia pian pianino sta riprendendo a muoversi possa essere un bel messaggio di speranza. Direttamente alle mamme, portate pazienza ragazze, speriamo che in qualche modo ci affidino la grazia di qualche sorta di centro estivo o qualcosa del genere per quest'estate perché sarà dura per tutti quanti, insomma, ecco, affrontarla in questa maniera, sì. Claudia, grazie. Adesso ti faccio io una bella sorpresa, non te lo aspettavi perché non te l'ho detto, per ringraziarti di aver accettato questa intervista
io ti do la possibilità di invitare, questa trasmissione viene vista nella zona trevigiana, quindi tutti avranno la possibilità di conoscerti, dai gli indizi della tua bellissima associazione dove portare i bambini una volta che potremo ritrovarci. Allora, io ho fondato una compagnia artistica, l'Arte Scalza, e vi invito sicuramente a visionare il sito internet che è in aggiornamento e sta diventando bellissimo, che è www.artescalza.com. Sì, con i bambini stiamo creando delle cose molto belle. Diciamo che la nostra è una palestra dell'arte e si stanno avvicinando al mondo delle performance, aiutiamo i bambini in qualche modo ad affrontare anche qualche piccolo blocco di timidezza attraverso degli esercizi molto semplici che passano dalla pittura alla recitazione, all'improvvisazione, alla danza. Abbiamo insegnanti di danza, di pittura e anche di recitazione, quindi diciamo che è una bellissima palestra artistica di persone assolutamente libere e senza la pretesa di voler essere chissà chi, insomma. In tutta semplicità giochiamo con i vostri bimbi e li portiamo a scoprire il mondo fantastico dell'arte. E sono convinto che dopo questo lungo periodo di quarantena ce ne sarà bisogno. Claudia, chi contattare? Beh, contattate me, io sono Claudia, devo dare numeri, cosa devo fare? Sei in Facebook, quindi cercate in Sì, Facebook, se piacere di dire un beh, numero, volentieri. allora, contattate sicuramente la compagnia artistica Arte Scalza, sia sul sito oppure via mail info@artescalza.com oppure anche attraverso Facebook, noi siamo là assolutamente, c'è sempre qualcuno che risponde ai messaggi e alle mail e niente, insomma, chissà che si riesca ad uscire da quella situazione e poter ricominciare a fare quello che noi facciamo sempre. I tuoi contatti sono passati in sovraimpressione in questo momento. Grazie mille ancora Claudia, sia per la tua piccola esperienza che hai voluto donarci professionale, ma soprattutto quella personale che ci ha fatto veramente, veramente tanto piacere. Grazie, grazie mille a te. Buona serata. Alla prossima. Grazie.